lo sapete, alla fine è proprio vero, è tutto un magna magna, anche in politica, ma noi in questa trasmissione cerchiamo di parlare di cose buone da mangiare, quasi sempre, ho detto quasi sempre. Il buongiorno rinnovato, buona domenica per chi ci segue la domenica quando va in onda il meglio o anche il peggio del Semivarin tra le 12.30 e le 15. Gli appuntamenti da non scordare, magari qualcuno ha anche targato Lega, ma soprattutto le feste, le sagre, tutto ciò che è territorio in giro per l'Italia, magari anche qualche buona scusa per alzare il culo da quel divano e passare qualche ora più o meno lontano da casa. Ne parliamo tra pochissimo perché prima voglio ricordarvi che c'è una trasmissione partita di recente sulle frequenze di Radio Libertà che parla proprio di territorio. Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Eh sì, ogni mercoledì alle 15.30, quindi chi ci ascolta in diretta proprio quest'oggi tra qualche ora, dagli studi di Via Bellerio 41 a Milano di Radio Libertà va in onda questa trasmissione che parla di territorio, parla di Lega, ma soprattutto analizza quelle che sono le problematiche di molte piccole e grandi città d'Italia dove la Lega è presente, a volte governa, a volte è all'opposizione. Interessantissima trasmissione è condotta dal Grimoldi, Marco Grimoldi, che è anche il responsabile gadget della nostra Radio Libertà, quello che si è inventato i gadget più strani che abbiamo distribuito in questi anni a Pontida e che potete venire tranquillamente a prendervi qui nei nostri studi dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, siamo aperti e ragazzi, con un contributo volontario di pochi euro ci date una mano, vi portate a casa un ricordo incredibile della nostra radio, magari quella famosa calamita, la sto sempre aspettando, è la calamita con la faccia di Sammy Varin da attaccare sul forno a microonde, prima o poi la facciamo, quindi mi raccomando, orecchio all'apparecchio, mercoledì ore 15.30, segui la Lega, si trasforma in Lega e dintorni e oggi, mercoledì 20 maggio, si parlerà di Bologna. Direi che è importante, soprattutto perché a pochi chilometri da Bologna c'è Modena, dove è successo quel terribile fatto e da sempre quella è zona governata dal PD. E complimenti naturalmente ai conduttori di questa trasmissione che sta avendo un grande, grande successo. Ma passiamo agli appuntamenti da non scordare, signori. Roba dove si mangia, dove si beve e anche dove si canta, perché proprio domani, giovedì 21 maggio, a Genova Campasso, signori, una bella idea, mangiare, bere e cantare. Si torna a fare il buon vecchio karaoke, una pizzeria trattoria con specialità sarde, signori, che si chiama I2G. Si trova in via Parodi 9, angolo via Filac e questa non è pubblicità perché parliamo di artisti indipendenti che si ritrovano in questo luogo a fare musica e si comincia da zero facendo il buon vecchio karaoke e quello che ha insegnato a tanti la passione per il canto, che poi hanno studiato e hanno veramente inciso un pezzo fatto bene. Si è cominciato così, facendo il karaoke che quasi non esiste più in certe zone d'Italia. Qui a Milano siamo tutti fighi, altro che karaoke, al massimo ti suono qualcosa, ma cantare no, mentre è un qualcosa di ancora molto popolare, ad esempio in quel di Genova. Se ci seguite dalla zona, domani, giovedì 21 maggio, dalle ore 21 si canta e si balla se volete e soprattutto si mangia, in questo caso specialità sarde, in questa pizzeria trattoria Genova Campasso in via Parodi numero 9 e capite un attimo che in questi casi c'è lo zampino di qualcuno che se ne intende. Anche venerdì, signori,
venerdì 22 maggio dalle ore 21 c'è il karaoke e qualcuno mi dirà: ma chi è che porta avanti il karaoke? Chi ci crede ancora? Ragazzi, siamo noi che pensiamo di insegnare ai nostri ragazzi a sfogarsi in un modo migliore, senza menare le mani, senza distruggere, cioè, ragazzi, ci sono dei metodi ancora di sopravvivenza che non utilizzano il telefonino, che non utilizzano il macete, eccetera. Esistono. Cantare, ascoltare musica è un'idea. E allora fammi ringraziare ufficialmente Gino Borrelli, che è uno storico, musicista, ha collaborato con i più grandi ed è lui l'ideologo di queste serate, in questo caso nella pizzeria Trattoria ai 2G di Genova Campasso, e domani, giovedì e venerdì 22 maggio si mangia, si beve e si canta. Ripeto, cose bellissime dove portare anche i nostri bambini, i nostri giovani, per fargli capire che c'è vita anche oltre il telefonino. Dove andiamo adesso? Andiamo in Valtellina? Ma assolutamente no, ma chi c'ha voglia? Ma poi adesso sì, adesso è ritornata l'estate, adesso fa di nuovo un caldo boia, ma fino all'altro giorno pioveva, e se poi viene ancora brutto tempo, bene, questo è il magna magna dei pelandroni. Se siete pelandroni ma avete voglia di mangiare bene, roba buona, Valtellina in tour a Biassono. E state a casa praticamente, a pochi chilometri da casa vostra, se ci seguite da Milano, a Biassono, Monza Brianza, Piazza Donghioni, Valtellina in tour con gli chat valtellinesi, croccanti fuori, filanti dentro. Cazzo, adesso fa venire veramente fame. Sii sincero, quanti ne mangi al primo giro? Non lo so, c'è l'ingresso gratuito, le cucine sempre aperte, sapori, tradizioni, passione, il cuore di Biassono, la nostra festa in piazza Donghioni è proprio in questi giorni, 22, 23, 24 maggio. Mangiare lisciate, ma non soltanto, e poi c'è il vino valtellinese, i mercatini tipici, è un'idea per alzare il culo dal divano. Chiaramente, questo è l'appello figlio d'Apollo che faccio, occhio, perché questa domenica e questo lunedì si vota in molti comuni, quindi qualunque cosa vogliate fare, prima si va a votare. Ci contiamo, ok? A Villa Santa, qui siamo a pochi chilometri, ma anche qui si festeggia 22, 23, 24 maggio, Piazza Europa, Villa Santa, sempre a 2 passi da Monza, Hop Street Food, signori. Si mangia e si beve il cibo da strada, quello che si può mangiare tranquillamente passeggiando, con una bellissima giornata, come sono certo sarà in questi giorni. È il caso di provarci. Ancora a Senago, sempre nella zona di Milano, da giovedì 21 maggio a domenica 24 maggio, musica, colori e sapori, Senago Piazza Tricolore, la prima edizione di questo evento, un festival itinerante che porta in Italia i sapori, la cultura e l'energia del Messico. Wow! Piatti tipici autentici, cucinati sul momento dalla cultura messicana, cocktail e birre messicane, c'è anche quella analcolica, musica dal vivo con mariachi, show cooking, intrattenimento, laboratori per bambini, c'è di tutto, dalle 12 alle 24, da giovedì 21 fino a domenica 24 maggio a Senago, Piazza Tricolore. State segnando, ragazzi? Vi sto dando dei begli esempi per chi non ha voglia di fare tanta strada, ok? E qui siamo sempre nell'Inter di Milano, un'altra festa in strada questa domenica 24 maggio dalle ore 10, stand delle associazioni carpianesi, dimostrazioni di modellismo, battesimo della sella, si va a cavallo, area food dei commercianti carpianesi, hobbisti ed espositori con le loro creazioni, tante attrazioni a Luna Park, signori. Se abitate in zona c'è da portare i vostri bambini. Questo 24 maggio, domenica, a partire dalle 10, torna la
Festa in strada a Carpiano, Milano. Un po' fuori zona, ma appunto il tempo sarà bellissimo, fare un giro anche in provincia di Varese e andiamo a Laveno Mombello, splendida località dove portare anche la vostra fidanzata. In piazza Vittorio Veneto questo sabato 23 maggio arrivano gli ambulanti di Forte dei Marmi, roba buona e di qualità, anche costosetta signori, però se c'è da fare un regalo è il caso di farci un'idea. Orario continuato dalle 8 alle 19. Gli ambulanti di Forte dei Marmi sono questo sabato 23 maggio a Laveno Mombello in provincia di Varese, e fossi in voi io mi fermerei anche a pranzo. Bel gioioso signori, Pavia, Madame e Messeri udite, annunzio vobis gaudium magnum habemus, bel gioioso medioevale. Avventuratevi in un'epoca passata ove scoprire cose dimenticate e ammirare spettacoli perduti. Il 30 e 31 maggio, bel gioioso, torna indietro nel tempo per regalarvi un'atmosfera magica, duelli tra cavalieri in armatura, gustose pietanze di un'altra epoca, mestieri esistenti da centinaia di anni vi faranno vivere una fine settimana da ricordare. Wow! La notte medioevale dalle 15 di sabato e per tutta la domenica vi aspettano spettacoli, cultura e divertimento per ogni età. Bel gioioso, provincia di Pavia, medioevale, 30 e 31 maggio. Segnate giù, Urkukan. Vado avanti, certamente il disco, i 33 giri, 45 giri, magari c'è ancora qualche 78 giri, ragazzi, ci sono tante feste hobbistiche, eccetera, mostre mercato del disco in giro per l'Italia. Se ci seguite dal Veneto, questo weekend, sabato 23, domenica 24, a Tiene, Vicenza, l'appuntamento con la mostra mercato del disco è al centro commerciale di Tiene, via del Terziario numero 2, chiaramente ritrovare i vecchi 45 giri, ma anche e soprattutto per i collezionisti, roba che sta acquistando un mercato fortissimo. La caccia al pezzo da collezione va molto di moda, ma soprattutto sta tornando di moda anche per i ragazzi. Tirare fuori il vecchio giradischi del papà e far ascoltare la fidanzatina un disco, c'è un audio completamente diverso rispetto a quello preso da internet. Anche a Ravenna, centro commerciale ESP, il prossimo weekend, sabato 30 e domenica 31 maggio, la prima edizione, sempre con ingresso gratuito, della mostra mercato del disco. 23 e 24 maggio, adesso siamo a Quarto, in provincia di Piacenza, apertura di stand gastronomici dalle 17 per Aperiquarto, si mangia, si beve, sabato 23, domenica 24 maggio a Quarto in provincia di Piacenza. Campo d'Arsego, Padova, la festa della Trebbiatura, da mettere in calendario il prossimo mese, 19, 20, 21 giugno, Sant'Andrea di Campo d'Arsego in provincia di Padova, 3 giorni di tradizione, musica, buon cibo, divertimento per tutta la famiglia. Cosa troverete? Mostra di trattori d'epoca e macchine agricole, rievocazione dell'antica Trebbiatura, ma anche serate musicali di DJ set, area gonfiabili e laboratori per bambini, aperitivi, cucina tradizionale ogni sera e la lotteria finale. Signori, se siete in zona, ma anche qui ci scappa il weekend, segnate giù, 19, 20, 21 giugno, festa della Trebbiatura a Campo d'Arsego in provincia di Padova. E qui c'è il Sammy Varin che non può che ringraziarvi per il gentile ascolto, ringraziando Francesco in regia della pazienza, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato